Sos carabinieri desa compagnia della Nusè, diretta dai su capitano Claudio Paparella, hanno fatto un'attera operazione antidroga. Sor militare schinsa zudu de sos carabinieri desi stazione de Talana Urzullè e de su reparto squadriglia de Arza hanno accattato in sarto comunale de Talana, in località de Cacaisoni, un campo de cannabis indica che in 270 vundoso, bene cubao in meso de atteror fundoso, in locu malo a barribare. Sor fundoso fini arto speri 2 metros e mesu e fini frorioso. Sos carabinieri hanno calculato chi dai cui si podiano balanzare dai 150 a 170.000 euro e sas indagini sun circande de scoperere chi e contipizzava ta custor fundoso che in questo sequestro sono milli sor fundos accattaur de sos carabinieri desa compagnia della Nusè in s'ultimo mese in sossartos intre Talana e Urzullè. Sa provincia di Nugoro è sicura. Sorreato su un minimande non va situazione chi appessamentana. Bien deso numeroso elaborao desar forza desordine parete chi non bisia su tanto desa sustrare a pustisi desasi statisticas e siase in su quotidiano ususole 24 ore ube sa provincia di Nugoro vitisa prima prosultanto di omicidio in relata sa popolazione o prosas estorsionese. Este su chi anana uoi in sinteri desu comitao provinciale prosordine sa sicurezza pubblica riuniu in Nugoro da esa prefetta Carolina Bellantoni in su palato de su governo. A Saddobi hanno piccao parte esor dirigente de polizia, carabinieri, guardia de finanzia e polizia penitenziaria, so sindico de sos comune de Nugoro, Macumele, Durgali, Uliana, Bosa, Budonio, Rosei, San Teodoro e Tortolì, provava a dare des attività de vatta desar forza desordine pro garantire sa sicurezza desor cittadinos in sormeser destiu cando ba traffico meda de turistas. Attivitades chi pertoccano sa criminalidade e su terrorismo ma per isa guerra sa abusivismo commerciale a sa merce vrassa. In sos primos sermeses de su 2017 sorreattoso sono un di chi prochentu in manco rispetto a s'anno passau, sono aumentaoso de un'unidade sos omicidios de sostentaos omicidios e sa lesione dolosas. Minimana in bezzese sarfuras in sardomoso, non battapi robatorios in banca e a furgones portavalores e pezzi unu in sa spostas. Prosuchi per tocca sa strampas informaticas sono su 7,7 prochentu in manco, dai tribulas a capitanes ar forza de polizia hanno fatto belle de che 7.200 servizio de pattuglia computando in mezzo se persone se hanno arrestato in bantachimbe persone se denunziadas se schentor 49 e battoro sinzaladas a sa prefettura. In Nugoro sorreato sono minimauso de su battoro, 7 procento e non battappi omicidioso a dispetto de sa fama de una zittade in mano a gente violenta che vittiva che ne danno a s'immagine sua pensando per sa candidatura a capitale italiana de sa cultura. Su 7 de Santu Gabini in Nugoro hanno cominciare la lezione di archeologia promoviasa dai Archeoarci. Un appuntamento arriba oramai a sede che 8 edizione schisos amantiosor de storia archeologia isettana apertu vinzas a tottus schisi di anchere racurziare a custumum da magliadore che a cadannus Archeoarci de Nugoro presedio dai Tina Santoni a tammaniao un programma riccus a leziones sana facere in s'auditorium desa biblioteca satta e a essere accompagnadas dai visita ghiadas in locor de importo umano plus istoria sarda sordocente che a sempre sono del livello alto e venini desas universidades e desa soprintendenza sardas. Desa lezione armentovamo su cussas desa professoressa Paola Ruggeri des Universidade de Tattari che a fa vedere desar femina romanas e punicas in Sardigna a tapere desa lezione s'archeologa Manuela Puddu che a fa vedere des Museo Nazionale Archeologico de Nugoro inaugurao oramai in su 2002. In sinteri des cursus a fa vedere des unuraghe a Rubio de Orroli che in s'archeologo Mauro Perra che a contare so secretos de su gigante ruglio che in 21 turres sparghinadas in 3.000 metros quadros. Prosa Sardigna medievale sata fa vedere de su regno de Arbarè. Sar visitas a sana facere in sonura che Rubio, in Bosa, in su regno de Arborea, in Casteddu. Sas iscriziones sun galo apertas. Duorzova nord Orgosolo, in Pessu Maggiorennese, hanno cercato di apperere una macchina pro che lavorare in siniscola in Prata Crispi, ma sos carabinieri desa compagnia desa Vidda, diretta da su capitano Andrea Leacche, los hanno cassaus in Grimines e arrestaus. Sor militare desi stazione siniscolese, in sintiri di un pattugliamento a de notte, hanno abido Duorzova scarottaus chimbonette e sciarpa chi vin cercande di apperere una macchina. Quando hanno abido sa giustizia, Sorzovanos, si che sun furioso, ma sos carabinieri si li han postu vattu a pede e sono resissiosa
de Virmare 1. In sinteri hanno dato allarme una terra pattuglia de su nucleo radiomobile stessia circare esateru Virmande alla sintrada de sa 131. Iutos a caserma lisana cattau due scacciavitese e pinzas trastos che hanno impreato per apperere sa macchina, come hanno de per rispondere ed è tentata avure su una disponimento desa autorità giudiziaria. Sus ultimos 20 annos, chi hanno avuto sa rivoluzione informatica su poderiu de sos telefonos o in grado di tirare fotografias e delas inviare diretto, hanno mudato sa manera de comunicare, ponendo in intro de sos museos formas a chi pro belli unu seculu finis a manera de comunicare, de si fac sos augurios o de dare informaziones. Sas cartolinas illustradas, naschiadas sa cabu de sotichentos chi andavano a meda in sinteri de sarduar guerras mondiales e diretto a pustisi. E proprio a sas cartolinas illustradas, Susor Optimist Club de Nugoro ha dedicato una mostra intitolata Cartoline illustrate specchio di un'epoca comunicare tra 800 e 900. Mostra che sta barrata aperta da su 24 di agosto su 22 de Santu Gabini su Museo Tribu. Pro tancare su progetto a su quale hanno partecipato vinza sos studentes e su liceo classico Aspruni de Nugoro, Susor Optimist Club in Sardie Scoladas in sa biblioteca Sata tammanià un convegno comunicare ieri e oggi. A Sostraballos, moderato da Rosa Cano, hanno partecipato professor Gianfranco Bottazzi, docente dell'Università de Casteddu, su sociologo Gianfranco Oppo, vicepresidente de Salariso, uno dei fondatori dell'Osservatorio Provinciale pro Subullismo, esperto de comunicazione finzas in Sarette, mescamente in Tresor Zovanos. A sa mostra hanno accropato un concorso pro gli studenti de su classico e a sero hanno premiato i vincitori che hanno scritto sa cartolina più interessante pro grafica e testo. Hanno premiato per i sospizzinnos che in ambito del suo progetto Alternanza Scuola Traballo hanno accompagnato i visitatori in suo museo, presentes su dirigente del suo classico Antonio Fadda e sus insegnantes che hanno curato il suo progetto didattico. Su Sudochi de Sant'Andria, Casteddu, a essere la capitale italiana della ginnastica artistica, ritmica e aerobica che in su Grand Prix 2017. In su Palapirastu sana poter viere gareggiande sarmenzus atletas italianas a chi va che in parte des ar nazionales che si sono distintas in sar manifestaciones internazionales prurrechentes. Pro sa ginnastica ritmica sana esibire si squadra nazionale italiana diventata campione del su mondo in Pesaro e sas atletas individuales Alexandra Argiun Culese e Milena Baldassarri. Prosa ginnastica ritmica bata essere Lara Mori e Kim Bezzovanas a promissar desi specialidade Asia e Alice D'Amato, Francesca Noemi Linari, Giorgia Villa e Elisa Iorio. Su programma desu Grand Prix 2017 l'hanno presentato Custumanzano in sa sala conferenzias desa Camera de Commercio de Casteddu. Sos atletas sana esibire in esercizios spettaculares e chi previdin un impinno mannu. Sos amantios dunca sana biere atletas che hanno partecipare a sas Olimpiadi de Tokyo e chi si sono distinguendo in totus os campionaus italianos. Pro Casteddu est una bella opportunidade da chi cherete puntare a si sport pro ir maniare s'offerta turistica. In Nugoro una bussiedda ermenticada a curzu de esa sede chi vinza sa carchi mese vacchete viti de quitali e come scolada s'agenzia de sas intradas ha fatto iscattare s'allarme bomba. Sa bussia l'ana lassada indennantir de su condominio uve beste sa sede de ex equitali in carrera a Osta sa sotto de Manzano e da chi su palatu este considerato un obiettivo sensibile diretto esti scattaus allarme a su locus unu su prias una scanta spattugliar de polizia e carabinieri si chiana tancau su trafficu e canavate sire sos impiegados de sos ufficios. I sinteri chi vini vacende sos controllos o profungudos a sa bussiedde stessi a campus umere che annaudesi che la realmenticada. A questo punto sar forza dell'ordine hanno tornato a perre su traffico e sa situazione è tornata normale.
La questione dei supponti oloea posti de tutto questo mese è oramai una vergogna e pacudigna di un paese civile. All'unare resti su Cussizeri regionale dei riformadores Luigi Crisponi, che ha presentato un'interpellanza al suo presidente della regione Piglia e a assessore a sostraballos pubblicos. Considerando che sa scaglione del traffico virmus unu giustasa, mancari sia una vacenda da normannos a sas aziendas produttivas e a sostraballadores che cada dia travicano con su trette camino un'ata Crisponi, non parete chi bisi assidea manco de permettere pro commo su passaggio des ormezzos in un altro percorso gai commente Aiana Promittiu. Pro Crisponi, pro commo sa regione, Sanas e su Ministero hanno fatto pezzi promissar de intervento. Eppuru, si su lamento desa comunidade di Uliana e desa comunidades a Furriu non si potete prurvaiulare. Si zichiti andare a tontonoso a sicuro che si schiresi da esa cabu de capidanne a oie bar risultato de profettu o si sana fa createrosi studios o istruttorias e sondaggios. Una cosa è sicura si chiu Crisponi, chi lo è stu gasto canza vine de dinari pubblico pro consulenzias e progettaziones e pro su controllo de su ponte chi sono vacandes al forzar desordine s'esercitu. A so scalese se stannanto un istituto de vigilanza privata de notte che da esa provincia. Non badduda chi ponendo Parisi, tutto questo dinaria con cui Crisponi si viti potiu vachere su viadotto militare provvisorio. Erisi in sa Biblioteca Satta de Nugora hanno presentato su libro Nel segno del giudizio, l'arte nelle copertine di Salvatore Satta, iscritto da Manola Bacchis, presentese professor Ugo Collu, uno dei sormenzus espertos de Salvatore Satta, Manola Bacchis, che ha iscritto per un altro libro dedicato a Satta, Simbolismo, significato e realtà, Salvatore Satta, il giorno del giudizio. Leonardo Moro ha coordinato straballoso, est intervenu per Sebastian Cocco, assessore comunale a sa cultura, mentre Pino Porco ha letto cantor de su libro Il giorno del giudizio. Sa presentazione l'ana promovia s'ordine de sos avvocados, sa domo de imprenta Condages che in su patrocinio de su comune. Manola Bacchis ha fatto un viaggio in su tempus che in questo libro che in s'analisi de 41 copertinas de Il giorno del giudizio, da esa prima edizione in maggio de su 1977 imprentata da esa Cedam finza a sa prurrecente edizione inglese The Day of Judgment, Casa Apollo, Londra, e sia in aprile de su 2006. Sardon morde imprenta prosa copertina de su libro ani separau a bortas operas de arte a bortas fotografias, ma sempre mazzines chi mentovana s'importanzia des opera desatta, chi va veddata de Nugoro che in un limbazzu universale, chi l'ha navattu diventare uno de so libroso prurbelloso e connottoso de sa letteratura mondiale. Querimus arrivare a chi sperdere a questa suina in questa legislatura pro risolvere un problema che stribulande a Sardigna da Emeda. La NAO questo manzano in commissione consiliare attivitades produttivas s'assessore Arru presentando i risultati in su 2017 de su piano straordinario pro chi sperdere a questa suina. In su territorio regionale oramai a questa saccatta pezzi in carchitretto de su territorio di Nugoro, de so Zastra, de Logudor Anglona a NAO Arru. È necessario assicurare a chi dere arbesti maladias a provirmare su contagio e a che evocare sa costumanzia della spas che riscappasa e promuovere sistemas di allevamento differenti aumentando sos controllos in collaborazione con sor veterinarios e con su mundu venatorio commente amorfattu finza a commo. Son numeroso los atti spricaoso Alessandro De Martini, responsabile des unidade de progetto, considerando bator di chimizas e 178 aziendas de su settore registradas che contano a belle 150 mizza caposo, sunista orfattoso batomizza 120 controlloso, certificadas a 287 aziendas, 1300 non sono risultadas conformese. Sa collaborazione che in se skentor baranta compagniar de cassa in prusu can avatti sperdere prude bindi chimizzas irbonese tesoscalese 237 sieropositivos e 39 virologicos positivos.
Sa vida sorbissioso su talentu mannu de uno des ormitor desa musica jazz e risero fitti su palco desu teatru Eliseo in Nugoro che in si spettacolo Piacere Chet Baker, iscritto e interpretato da Luigi Tontoranelli, accompagnato dai due musicistas Salvatore Spano a su pianoforte e Giovanni Sanna a Passino a sa trumba. Un spettacolo prodotto da Sardegna Teatro in collaborazione con Sente Musicale di Nugoro che ha posto in campo due desor docente desor seminarioso Nuoro Jazz. Chet Baker ha tappi una vita prena, non li sono mancaor droga, vizios, amorese, alla sau sinzu in su tempo suo. Sa critica non l'ha mai apprezziato, che l'accusava de che ristroccera Miles Davis, ma Chet Baker alla sausa tratta su in si storia desa musica sonando esa trumba. Si spettacolo de erisi ha fatto vivere un Chet Baker grande suonatore de trumba che quando vitti il su parco si isolava da su pubblico. Un talento unico, un uomine debile. De questo musicista che vitti va mau mede in Sosano Schimbanta abbarrana branos de una bellezza spantosa e una vita che Luigi Tontoranelli, Salvatore Spano e Luigi Sanna Passino hanno raccontato a suo pubblico di Nugoro ligando a pare paragolas e musica. Sa trasferta in Abruzzo propicare parte a una gara nazionale di judo in L'Aquila, de sos atletas des associu progetto Farfalla de Nugoro esti stata profettosa. Sas atletas, sutas a ghia de su mastru Nannisali, hanno gareggiato in sa categoria esordientes e B. Maria Daniela Podda è arrivata terza in sa categoria de più de 70 kg e è andata bene per i Valentina Cossu in sa categoria chimbanta 2 kg. Risultato che confermano sa bravura des atletas nugoresas. Maria Daniela Podda è stesa e trese in sa classifica nazionale sa tagliocare su titolo in sa gara che sa taffacher in Bergamo. Sa soziu progetto Farfalla affianca tas attività de agonistica sos progettos sportivos e educativos fattor gracias a sa zudu desor genitores e desor dirigentes. Non è facile andare a gareggiare in continente che costa te biccheret organizzazione, ma su progetto Farfalla si impinnata per non brivare esor giovanos atletas suos de questa opportunità de crescita sportiva e umana. In sa questione des accordu intre regioni sindacali de categoria des operaior forestales, pro sutta scrivere un'intesa che anticipa tasur il nuovo desu contratto nazionale de traballu su centrodestra interveniti e attaccata. Questa maggioranza spiccando in giro sos traballadore dell'agenzia Forestas, che in sa proposta de legge presentata da su gruppo nostro si dia poter applicare dai diretti su contratto regionale a sordipendente decente, che in sa classificazione nova de su personale. Uno desino de legge che gala onesti stau discutto in grado de esorbere sar fartas contrattuales. All'unare Pietro Pittalis, capogruppo regionale de Forza Italia, Sichiti, Nande Puruchi, sa giunta parete che si indafutata desa richiesta desor dipendentes e chi non godeni di un quadro normativo omogeneo e paribile. Non podemmo permettere che si firmi un contratto integrativo regionale de secondo livello che non può barricare una situazione giuridica esistente che ballezer di rispettare Sichiti Pittalis e mescamente si deppene rispettare sos traballadores. Non ammus a permettere a nemor de trampare sor dipendentes des agenzie. S'aeroporto de Saliguera galo non estorrau a sa normalidade a dispetto dell'aumento dei flussos turisticos o prosa crisi in su Mediterraneo in Turchia. All'onare resti su cussi zeri regionale de Forza Italia Marco Tedde piccando in consideru sordator de as aeroporti de su 2017. Sono 1.090.000 sos passeggeri de sos primo mese de s'anno. Sa perdi e spacca rispetto a su 2016 ma este su 21 procenti in manco rispetto a su matessi periodo de su 2020 che quando Ryanair galo no aiata abbandonau si scalu. Est un andamento chi di adde per appessamentare esa classe dirigente de su territorio nata as ex sindicu de Saliguera che invece si chitano mutire nudda in sintiri chi aeroporto Murinde a postir de licenziamentos e desa crisi de unu territorio intregu. Su chi nos iscunnorta de prusu su linea tedde este su fallimento desa politica regionale de sos trasportos a cominciare da su blocco desa continuità territoriale in sa strata minores però arrivare a su mancao varu de su piano de incentivos che ha fatto fughire a Ryanair e che ha fatto perdere a
aeroporto de Saligera 340 mizza passeggeri in su 2 mizza e 6 che vince a arrivare a su Vallimento in Tribulas desubando prosa continuità territoriale dai Castello pro Roma e Milano e infine sa bozzadura de Bruxelles desubando prosa continuità territoriale dai Saligera e Terranova a Roma e Milano che sa possibilità de puru de apertura di una procedura di infrazione pro azzudu dei stados illegittimos. Meledare supra sas condizioni de vida des migrantes e des richiedentes asilu, sas aziones postas in campo desa regione, sas politicas e s'integrazione. Custos sos obiettivos de su progetto Nois, la Sardegna che accoglie, che oggi est arribau a Nugori su Teatro Eliseo, a organizzare sa dobiu de oie sa regione in collaborazione chi in Sardegna Teatro e sos assozios impinnaus in s'accoglienzia des migrantes. Este un appuntamento in s'ambitu de sas attividades previdias de su piano novu pro accollire sus migrantes non programmato approvado da esa giunta a Pigliaru in maio. Sos argumentos de sa conferenza vini tra ballo e migrantes, cultura e migrantes e a s'assemblea na piccao parte assessore a sos affares generales e Filippo Spanu, su prefetto de Nugoro Carolina Bellantoni e su sindico Andrea Soddu. Esti stata per occasione prova a vedere de su progetto SPRAR, che pertocca tas accoglienze sparghinada de sos migrantes e che impacco numeroso pro si poter integrare mezzo in sas comunidades. Un progetto che stenta a mogere in Nugoro pro narrere a subando unoata partecipà un emmoso, ma su Ministero e Sanci pedini di andare ad innantisi, ca este è l'unica maniera che permettiti di gestire pacor migrante senza arrivare a sor centro ormannoso chi hanno mostrato a dolumannu tottusar fartasa umanasa e giuridicas issoro. Sos pastores han asichires a protesta, mancus as ultimas novas arribadas erir de Roma, chin sa firma de su ministru de sas politicas agricolas Martinas a declaratoria supras emergenzia proneche de sasicagna in tottu su territorio regionale, sun bassias a firmare sa mobilitazione. Duncas sa manifestazione de martis 31 de Sant'Ugavino in Casteddu a Fachere e a barrata per sa richiesta de dimissiones des assessore des agricoltura Pierluigi Caria e sas criticas a prosor ritardos de sos azzudor de sa regione. Erisi s'assessore Caria dande schieres a firma desa declaratoria hanno chiesto un provvedimento che vini settande, che una volta pubblicato a permettere de vache spartire diretto su pagamento de sos 3 euros o a capo, con forma sa legge 20 de su 2017 approvata in Cussizzo in Capidanne. Per questo intervento hanno assessori hanno sposto 40 milioni di euro pro belle 2 chimizzas azienda de su comparto, che poden presentare sar dimandas zai dai susechi de Sant'Ugavino e vinzas a commo bindata arribau 1200 ma sin de podene pacare pur de che mizza. Su movimento pastore sardoso però ha deciso de andare a rappresentare sutta su Cussizzo regionale esas peleas de su mondo desa campagna che ergerrande chi sa minimada de su prezzo desulate su tempur malo sa burocrazia e sasiu in sos pagamento de sos premios comunitarios e de sos azzudor desa regione. Prosa finanziaria 2018 desa regione arribata sa prima bozzadura. Cussa de sos sindacauso chi erisi sinteri desa sessione de bilancio desa commissione consigliera han espressau un parere negativo in tutto. Su segretario regionale desa CGL Michele Carros hanno chiesto una manovra menguante, quesas politica de su traballo hanno assicchira essere un fallimento. De su matessi parre so segretario desa CISL Francesco Piras, desa UGL Sandro Pilleri e di Andrea Lai desa segreteria Will. So sindacauso accusano chi è spacco su dedicao a sas politica de su traballo. Sos indicadores statisticos ati spricau Carrus fin a scando certificano un aumento de pacu contu desoccupazione non nana chi non bintrana nudda chi in sas politica de su traballo postas in campo desa regione in custos ultimos 3 annos. Pro CGL, CISL, Will e UGL sa prima cosa de va che riscussa di ammaniare un piano de traballo che in dinaria adeguau pro parare fronte a cussa chi in Sardegna ha barrato un'emergenza. Sos sindacauso su invece scontentos o chisa finanziaria siate in discussione de como ca prosa prima volta de quando è scominciata la legislatura si diata a depere approvare intro e sanno. Non sono invece sconcordes supra la richiesta di aumentare IRPEF e IRAP sa CGL Lucherete mentre se CISL, UIL e UGL sono contrarios.
In tutta Italia sono umedas sas manifestazioni e sas conferenzias a pronare schinono a su fascismu chi pare tornando a pesare sa conca promovias des Assozio Nazionale Partigianor de Italia. In Sardia scoladas a bestistaus sfregiu de sos tifosor de sa Lazio a sa memoria de Anna Frank. Oie Forza Nuova che tornare a facere sa marcia contra Roma de su 1922 malana firmada. In Nugoro, Sampi, sa CGL, su SB, su Collettivo Comunista Marxista Leninista e su Comitau No Scorie hanno fatto una conferenza in stampa pro mobilitare sar forzas democraticas contra questa ondata nova de su fascismo. Sono intervegnos Graziano Pintori, presidente AMPI de Nugoro, Salvatore Pinna, segretario de sa CGL e Giuseppe Nieddu, segretario de su SB. Tottus sono istaus concordes e nande che è necessario a mobilitare sar forzas democraticas e sostra balladores fino a costituendo un comitau antifascista permanente ove tottus sar forzas democraticas sono stadas convidadas a aderire. A Saddovi est intervegno finzas Fabrizio Beccu, presidente de su Consiglio Comunale, e ha tammentao che isa marcia contra Roma senza su comincio di un tempur mezzano desi storia italiana e annao che a promuovere un intervento in Consiglio Comunale prova a vedere desa chistione. In provincia di Nugoro e in tutta la Sardegna, mescamente in istiu, sono sempre de prusu sa sagra dedicadas a produttos tipicos, sar festas in onore de su Sant'Amparadore de sa Vidda, sar manifestazioni sportivas, fainas che su pru de sar vortas non sono in s'ambitu de circuitos territoriales organizzaos che ha tonzi in Barbagia o sorberanos. In sa chistione interveniti in un documentus a Viepet Confeser Center de Nugoro e Zastra, a Dolumannus e Murgalu obricaos a sinzalare una situazione di irregolaridade che non pare tabrandande, nata Tonino Mura, presidente onorario desa Fiepet Confesercentese. A parrer nostru, custasa manifestaziones sono troppo e sono irregulares, ca a pezzi in pacasa rispettanas a regular desa promozione territoriale chi di per essere a fundamento de custar festas. Sas amministraziones locales e chi autorizzano a custar manifestaziones di ande per dare pruscara quando vacano esas elezioni, sic in Mura, caso pur desas vortas sono un gruppo de persone che non hanno un'impresa e che si inventano occasioni commerciales bendias che sagras, violando calesisiata norma fiscale. Desu matessi parre est Sebastiano Rosu, presidente de sos esercizios pubblicos chi vaca in parte desa Confesercentese. Est una situazione che oramai non si podete prurvaiulare, chi ponete in difficoltà de medas imprenditore de su settore. In regione, su talinea Tarosu, tra pacuan a discutere desar modificas a sa legge regionale Chimbe, amus a pretendere regulas prur firmas a provacher a manera chi sa sagras tornano a essere momentos importantes de promozione di un territorio e de sos produttos suos e non commente scommo che da approfittano pro finanziare custu o cud assozio. Sa Lega Italiana Sclerosi Sistemica Onlus ha promosso in tutto il territorio nazionale una die dedicata a sa prevenzione di sclerosi sistemica progressiva. Sas persone scorfias sono belle 20 mizza, che in milli caso novos assanno, mescamente intre sar feminas. A custa die ataderiu vinzas sa sezione nugoresa de Salis, che in sa manifestazione ospedale aperto, fenomeno di Rainaud, cosa ne sai? Patrocinata a vinzas de su comune di Nugoro e chindunu banchitto in sintrada dell'ospedale de Nugoro. Totto su Manzano, su personale medico de sor repartor de medicina interna e dermatologia de su Santu Franciscu e sor volontarios de Salis fine a disponimento de sor cittadinos chi cherian ischire i test su fenomeno Raynaud, ma vinza sprodare una prima valutazione medica che in un esame capillaroscopico gratuito. Su fenomeno di Raynaud, chi si conoscete da esarmanor frittasa e sospoddi che si sarbulioso, es comune a sa popolazione, este caionaud è una minimada de susambene a sas estremidades de sa carena. Custu podet essere su primo sintomo chi si viete de una maladia che ha sa sclerosi sistemica. S'esame capillaroscopico podete stabilire si ba problemas e si depene vachere ateros accertamentos.